Eder. Mac. Pallister. Valeria a me sembra abbastanza lucida dalle numerose dichiarazioni rilasciate in questi giorni dal suo balcone. A mio avviso, l'audio recentemente intercettato è assolutamente inattendibile. Qualcuno ha bussato alla porta di Valeria ignorando che la casa è di soli 50 metri quadrati e da Silva si sarebbe sicuramente svegliato, trovandosi sul divano adiacente alla porta. Dalla perizia è emerso che la scena non fu assolutamente pulita. Questo audio dimostra ancora una volta la totale inattendibilità di Valeria, che è già stata ratificata da 4 giudici. Resta da capire perché abbia deciso di inviare questo audio che sembra sia stato inviato su WhatsApp. L'audio dovrebbe essere della scorsa domenica, 9 giorni fa e dura oltre un'ora. È stato mandato dopo l'esperimento giudiziale della Cam 3, al centro delle indagini sulla morte di Pierina Paganelli. Sono certo che gli inquirenti lavoreranno su questo audio perché potrebbero configurarsi anche dei reati. Nell'audio, Valeria si colloca sulla scena del crimine e indica ai potenziali assassini come ripulire la scena con dei solventi. Fermo restando che è certo che questa ipotesi non trova alcun riscontro nelle perizie svolte in via del Ciclamino. È vero, e io tra l'altro l'ho già detto un paio di volte, che se Manuela e Loris avessero bussato a casa di Valeria, è difficile che Luis non si fosse svegliato perché stava dormendo sul divano a pochi metri dalla porta. Non si sarebbe svegliato solo se narcotizzato. E allora viene da pensare che nella realtà Luis si sia effettivamente svegliato e sia effettivamente sceso. Andiamo ora a parlare di Manuela, che non sarà più sentita domani martedì alle 15, ma mercoledì, perché sono sopraggiunti nuovi elementi sul tavolo di chi indaga ed è forte anche la possibilità, almeno questa è la voce che gira, che Manuela sia indagata inizialmente per aver fornito delle false dichiarazioni durante i suoi interrogatori. È ovvio che gli sarà chiesto perché ha fornito queste false informazioni al PM e da lì potrebbe scaturire ben altro, perché si potrebbe anche arrivare a decidere che lei l'ha fatto per coprire una posizione diretta, quindi una sua stessa posizione. E ora andiamo a notare un altro elemento molto importante. Naturalmente, come ci dice sempre Barzan, Manuela ha sempre detto la verità e per questo è persona offesa. 8:09:56 del 4 ottobre, Manuela apre la porta a tagliafuoco e scopre il corpo di Pierina. E a questo punto naturalmente voi direte: adesso Manuela grida e piange. Assolutamente no, infatti tra le 8:09 e le 8:20 non si sente alcun rumore. Fanno le 8:35, sono quindi passati 25 minuti dal momento in cui Manuela ha ritrovato il corpo e finalmente piange. Ma come mai Manuela alle 8:35 sta piangendo? Ha forse sentito qualcosa? Eh sì, ha sentito semplicemente le sirene della polizia ed è incominciata una possibile sceneggiata. Del resto è difficile pensare diversamente, perché per 25 minuti non piange, piange quando sta arrivando la polizia. Devi dire a quel genio ambulante di Sebastiano che, certo che ti insulta, perché se non era per te quelli come te lui oggi sarebbe e vivrebbe tranquillo con una bella archiviazione per suicidio. A questo punto dovresti fare vedere che ha detto oggi. Che ha detto oggi Sebastiano? Alla domanda: se scoprissi che qualcuno ha fatto del male a Liliana, come la prenderesti? Avrà tutto il mio odio possibile e immaginabile, perché ha rovinato la mia vita, completamente rovinata. L'assassino lo odio perché mi ha rovinato la vita, e non perché ha ammazzato Lily dopo averla massacrata. Dichiarazioni così sono la normalità per lui. Ne esistono moltissime. Lui non ha mai manifestato nessun dolore. Ricordiamo come sempre la foto del brindisi felice con la giornalista 2 giorni dopo il funerale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.